inserire almeno una maglietta in maniera tale che non siete infiltrati. Corsa contro il tempo per salvare lo speleologo americano rimasto bloccato da sabato ad oltre 1 chilometro di profondità in una grotta in Turchia. Al team di salvataggio internazionale partecipano le squadre italiane con 46 tecnici del soccorso alpino e speleologico italiano e tra loro c'è anche una vicentina. Decollato ieri sera da Pratica di Mare un volo dell'aeronautica militare che ha trasportato in Turchia diverse squadre composte da un totale di 33 tecnici esperti nella progressione e soccorso in grotte profonde, tra cui la speleologa della stazione di Vicenza, a supporto dei soccorritori che stanno già operando e che poche ore fa hanno raggiunto lo statunitense. Forza ragazzi. Ciao. Una volta atterrati in loco, l'esercito turco li ha trasportati vicino all'ingresso della grotta Morca nella provincia di Mersin, dove negli scorsi giorni è stato allestito un campo base e dove la prima squadra italiana del Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico è arrivata tra mercoledì e giovedì con l'incarico di collaborare nell'assistenza sanitaria e nel recupero.